Va bene, allora circa 20 minuti fa dovevamo lanciare il servizio, esatto. e quindi lo andiamo a vedere perché era il nostro derby, no? Esatto. Perché era la sfida tra Vittorio Veneto e Portogruaro, campionato di eccellenza Veneto, sono le nostre due squadre che seguiamo tutto l'anno, quindi noi puntavamo al pareggio. Vi facciamo vedere com'è andata. Colpo grosso del Vittorio Veneto che batte 1-0 la capolista Portogruaro ed entra in zona playoff. Per le padrone di casa si tratta della terza vittoria di fila, mentre il Porto cade dopo 11 risultati utili consecutivi. Abbiamo preparato molto come l'ultima partita che abbiamo affrontato contro il Carbonera e infatti stiamo ottenendo finalmente i risultati che ci chiedeva il mister, la società, e che ci meritiamo per tutto il nostro duro lavoro. Le due squadre danno vita ad una partita combattuta che regala le emozioni più forti nella ripresa. Nel primo tempo da segnalare la bella giocata di Sordon che si libera bene, poi prova a piazzare la sfera, Fontana vola e blocca. Rivediamo da altra angolazione la conclusione dell'attaccante e la parata del portiere. Sul fronte opposto applausi anche per Daronc che esce con i tempi giusti su Menini, lanciata a rete. Si va alla ripresa con il Portogruaro che su schema da calcio d'angolo sfiora il vantaggio con il bel colpo di testa di Costantini, respinto ottimamente dal portiere. Apprezziamo anche dalla telecamera retroporta l'intervento di Daronc sul colpo di testa di Costantini. Brivido anche per il Porto quando Lyon sfrutta l'errato controllo di un'avversaria, poi punta la porta, ma il suo diagonale termina sul fondo. Anna Lyon si rifà con gli interessi al 72esimo. Modolo tiene in campo il pallone sulla linea di fondo, poi riesce a liberarsi di un'avversaria e a servire la compagna che controlla la palla e la gira nell'angolino opposto, realizzando il gol vittoria. Abbiamo cercato di giocare senza troppe paure, senza difficoltà, facendo quello che sappiamo fare. Abbiamo costruito tanto e avuto diverse occasioni, tutte quante, per poter colpire. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi siamo state brave a resistere alle avversarie che comunque non sono una brutta squadra per niente. Il gol galvanizza la squadra di Alessandro Cipriani che sull'asse Modolo-Salvador va vicina al raddoppio, ma Fontana evita il 2-0 respingendo la velenosa conclusione. Il Portogruaro vuole pareggiarla esponendosi però alle ripartenze del Vittorio Veneto che si rende pericoloso con Sordon, la quale riesce ad andare via, poi una volta in area di rigore viene murata proprio sul più bello dalla retroguardia avversaria. Ancora padrone di casa vicino al gol con Lyon che si libera per il tiro, ma Fontana è reattiva e tiene a galla la sua squadra. Il Porto tenta il tutto per arrivare all'1-1, ma il risultato non cambia. Il Vittorio Veneto vince 1-0. Sono state brave le ragazze e in primis vorrei fare i complimenti al Portogruaro. Grande squadra, mi ha obbligato a preparare la partita in un certo modo e le ragazze sono state strabrave. Io ho solo da fare un plauso a tutte le ragazze, quelle che erano in panchina, quelle che erano su a vedere la partita, e questo deve essere l'entusiasmo che deve essere e deve continuare qui a Vittorio Veneto. Perfetto, ottimo. Allora, visto noi siamo onesti, speravamo nel pareggio, no? Sì, era il nostro derby. Tra l'altro abbiamo unito le immagini del Vittorio Veneto e quindi di Stefano Modolo e di Gabriele Zoia. È venuto un mix direi molto bello, no? Sì, assolutamente, anche perché poi sono due società che hanno sempre ben capito un po' quello che è la destinazione anche di questa trasmissione, che è quella che punta alla valorizzazione del calcio femminile. Quindi quando abbiamo delle belle realtà come quelle di Vittorio Veneto e Portogruaro con delle immagini così, è sempre molto bello poterne parlare. Poi bellissimo il fatto che Cipriani abbia fatto i complimenti esatto. alla squadra avversaria, e questo generalmente nel calcio maschile non succede mai. Esatto, e volevo anche dire questa cosa, Elia, e siccome diciamo sempre che portiamo fortuna alle squadre che vengono ospiti in studio, infatti vedo che ci stanno ascoltando attentamente le nostre ospiti. Se non ricordo male, la prima puntata di gennaio io non c'ero, che ero a casa infortunato, era ospite il Vittorio Veneto. Sì. 3 vittorie consecutive ultimamente il Vittorio Veneto, ed è rientrato prepotentemente in zona playoff. Sì, secondo me il gatto mare deve tremare. Però il gatto mare è venuto inizio stagione in trasmissione. Sì, però è finita. Attenzione. Deve tornare, vuoi però dire? Aspetta, il gatto mare è venuto in trasmissione con Sofia Balzani, che nel frattempo è passato all'Union San Martinez, quindi
Si sta spostando gli equilibri qui, Quindi potremmo fare una puntata con un ospite della... magari, ecco, potremmo fare Sofia Balzani con gli Ultras. Potrebbe essere un'idea? Ok. Prima o poi ci farà finire in qualche TikTok noi con lei, la vedo malissimo, per tirare i rigori. È vero. Ok, direi che detto questo ci possiamo un attimo fermare, direi.